Posidonia protegge dall'erosione e rende vitali le nostre spiagge. Gli scienziati invitano a non eliminarla. Alice Monni. La Posidonia sta qui di fronte a noi sott'acqua, è una pianta superiore che vive sui fondali marini. Comunemente le chiamiamo alghe, ma alghe non sono. La Posidonia oceanica è un elemento abituale, vivo e vitale delle spiagge sarde come quella del Poetto. Una prateria che sott'acqua si estende sino a 50 metri di profondità e a quasi 12 miglia di distanza dalla spiaggia, che protegge come una barriera perché smorza l'energia delle onde, ma non solo. Produce il materiale che entra nel bilancio di sedimentazione. Quindi dà volume, conferisce, alimenta, fa vivere, nutre le spiagge mediterranee e della Sardegna. La funzione da morta invece è quella di accumularsi in banchette, in strati, e quindi lì aumenta il volume della spiaggia in altezza e in larghezza. Inoltre, all'interno delle sue componenti, la pianta ospita microrganismi come quello che origina la spiaggia rosa di Budelli. È un baluardo per il cambiamento climatico perché assorbe gli eventi estremi. In più assorbe l'anidride carbonica, quindi abbatte quel gas serra che favorisce l'aumento delle temperature. L'abitudine di pulire e spianare le spiagge con mezzi meccanici in vista della stagione estiva, sostengono gli scienziati, è un errore strategico perché le priva di un elemento importantissimo. L'ideale sarebbe aspettare i tempi naturali di dispersione della Posidonia. Abbiamo le spiagge bianche caraibiche magari a maggio o ad aprile, quando ancora sono in assetto invernale. Potessimo attendere, in buona parte delle spiagge della Sardegna la Posidonia andrebbe via o verrebbe assorbita. Non potendo attendere la rimuoviamo, ma potremmo farlo in molti modi diversi, non c'è bisogno di farlo con le ruspe, si potrebbe fare a mano. In certe condizioni lo si potrebbe spostare, ma con moltissima attenzione.